Sì, oggi si è svolto l'incontro col Presidente della Regione e con la Giunta rispetto all'emergenza legata al coronavirus. E per quello che riguarda i provvedimenti di tutela dei lavoratori abbiamo sollecitato l'apertura di un tavolo di monitoraggio permanente che analizzi le situazioni di sospensione del lavoro e predisponga poi gli adeguati ammortizzatori sociali. Inoltre abbiamo chiesto un tavolo che dia delle indicazioni chiare, univoche, da segnalare a tutti i lavoratori e le lavoratrici, pubblici e privati, che hanno a che fare con il pubblico, e quindi comportamenti e dispositivi di protezione individuale. Serve che la Regione dia un'indicazione che sia univoca per tutto il territorio regionale. Sì, dal punto di vista occupazionale siamo preoccupati per l'andamento anche del manifatturiero. Abbiamo delle aziende che si stanno fermando anche per la difficoltà di approvvigionare la materia prima dalla Cina. Quindi questo si aggiunge anche all'emergenza legata alla diffusione locale del coronavirus. Abbiamo il problema del turismo, perché molte sono le cancellazioni di prenotazioni alberghiere, stanno calando gli arrivi e quindi anche questo creerà dei problemi. Inoltre abbiamo tutto il settore educativo, pensiamo a tutti gli asili nido, i centri per l'infanzia, pensiamo a tutte le scuole professionali dove i lavoratori sono comandati a casa per lo stop delle lezioni, e anche lì bisognerà approntare, come pure per il sistema museale, degli ammortizzatori sociali adeguati. Ci sono lavoratori di molti settori che già possono usufruire della cassa integrazione o del fondo bilaterale di solidarietà, però ci sono tante categorie di lavoratori e lavoratrici, non solo i collaboratori o le partite IVA, ma anche molti dipendenti, che invece non sono nel perimetro della cassa integrazione. Ecco, su questi l'impegno del governo è di stanziare dei fondi per fare la cassa in deroga, la cassa integrazione in deroga. Serve a livello regionale costruire un monitoraggio preciso di chi sono e che coperture hanno lavoratori e lavoratrici coinvolte dalle difficoltà occupazionali.